Genesi capitolo 47. La famiglia Giacobbe innanzi al faraone. Giuseppe gli ha formato faraone le ricette. Padre e tutte frate mie, con tutte le pecore armiente loro e con tutte le bene, sono venuti cari in due paesi Canaan. E mo stanno a Gosen. Poi pigliai 5 uomini che stavano fra i frati suoi e facette venire innanzi al faraone. O faraone dicette a tutti i frati suoi: quale è il mestiere vostro? So per curare tutte le serve tue, rispondettero loro innanzi al faraone. Questo è quello che abbiamo fatto noi e questo che hanno fatto sempre pure i padri nostri. Siamo venuti a capo a alloggiare come forastieri rinda a sto paese. Dicettero ancora, perché non siamo più pascuno per l'armiente e tutte le serve tue, perché è assai terribile la carestia rinda a tutto il paese Canaan. E mo, accordaci che le serve tue potessero rimanere rinda il paese e Gosen. E tanto faraone dicette a Giuseppe: Padre di tutte le frate tue sono venuti innanzi a te. E beh, tutto il paese l'Egitto sta in mano tua. Fallo già a padre e tutte le frate tue rindo pizzi più meglio il paese. Poi pure stare in tuo paese e Gosen. E se tu sai che a mezzo a loro ci stanno uomini capaci, mette pure un coppia bene e falla diventare capace per guardare pure tutto il vestiamo mio. Poi Giuseppe portai il padre suo e Giacobbe innanzi al faraone, lo facette conoscere a essa. E Giacobbe prende ricetta al faraone. Poi faraone dicette a Giacobbe: quanti anni tieni? 130, rispondette Giacobbe. Campana sempre come zingara. Poche e triste sono state l'anno della vita mia, e non sono arrivato numero e l'anno di tutte le pate mie, quando pure loro facevano a vita e bancunare. Poi Giacobbe benedicette nata voto faraone, sarà sai innanzi a essa. Giuseppe facette alloggiare al paese tutte le frate sue in da terra il paese l'Egitto, e ha retto a loro come una proprietà a loro, rindo pizzi più meglio il paese, rinda terra e Ramses, come aveva comandato il faraone. Giuseppe rette pure a loro tutte quelle che serveva per mangiare, al padre suoi, a tutte le frate suoi e tutta la famiglia del padre suoi, e ogni giorno mandava a loro il pane, secondo il numero delle creature. Tanto il pane non si trovava in tutto il paese, perché la carestia era assai terribile. Tutto il paese l'Egitto e tutto il paese Canaan malapatevano perché la carestia. Giuseppe racattai tutto il denaro che si trovava in tutto il paese l'Egitto e in tutto il paese Canaan, gagni torrana che loro si accattavano. Giuseppe consegnai tutto questo denaro rinde in mano al faraone. Giuseppe era giorrano egiziano, pengagne e bene loro. Quando fernettano pure tutte le denaro al paese l'Egitto e al paese Canaan, tutte le egiziane verettero innanzi a Giuseppe e le ricettano: rangiò pane, perché avesse morire sotto all'occhio tuoi. Tanne non si trovavano più manca i denaro. E Giuseppe rispondette a loro dicendo: se non dite più denaro, datelo vestiamo vostro, e ingagni chilo, vestiamo vostro per un pane. Portai tutto vestiamo a loro innanzi a Giuseppe, e Giuseppe rette a loro il pane, facendo a cagni che cavalli e che pecore, che voi e che ciucci. A cui si rinde a chi l'anno e facete saziare, e pane ingagni lo vestiamo a loro. Quando passai chi l'anno e ne è tornata volta, l'anno appresso, innanzi a essa le ricette, non potemmo nascondere al Signore nostro che denaro non teniamo più, eppure lo possesse tutto vestiamo nostro e passate in mano al Signore nostro. Non rimanei più per il Signore nostro, ad che il corpo nostro e la terra nostra, perché avesse a morire sotto all'occhio tuo, noi e la terra nostra. Accatta da noi e accatta pure la terra nostra, ingagni il pane, e così è da donde serve lo faraone, noi con tutta la terra nostra, ma arrangia la semente, a così ci metteremo a seminare la terra e potremo campare e non morire. E a così tutta la terra nostra non addonderà in un deserto. E tanto Giuseppe s'accattai per faraone tutta la terra dell'Egitto, perché l'egiziana venette ognuna la terra sua. Tanta terribile era diventata che la carestia, e tutta la terra diventata così una proprietà del faraone. Giuseppe facette passare il popolo in città, a una capanata, e l'emme in un paese dell'Egitto. Sulla terra che cadevano i privati, essa non se l'accattaia, perché tutti quelli privati avevano una mesata in mano al faraone, e campavano con quella mesata che il faraone aveva ognuno, e loro. Perché essa non venette una terra loro. Giuseppe poi dicette a tutto il popolo: vedete, oggi ci ha accattato il faraone a voi e tutta la terra vostra. Quando sta la semente, mettete a seminare in terra. Quando poi arriverà il tempo della raccolta, voi arrivate al faraone, a quinta parte tutta che la raccolta. E 4 parti saranno le vostre, e una parte vi servirà per seminare i campi vostri, una parte per mangiare vostra e chi là che stanno in casa insieme con voi,
e una parte per mangiare a tutte le figlie vostre. Tu non ci servate la vita, le rispondettero loro. Ma fanci pure questo, fanci trovare razza innanzi all'occhio del Signore nostro, e così diventeremo servo faraone. A così Giuseppe faceva davanti alla legge questa cosa. Ognuno aveva la quinta parte alla raccolta del loro faraone, e questa legge esiste ancora oggi. Solo la terra reprievole non ha diventato una proprietà del faraone. Tutti gli israeliti invece, che si erano fermati in due paesi dell'Egitto, rinda terra e cose, avevano proprietà, facevano assai figlie e si potevano granire assai per numero. Giacobbe addibanna a essere enterrata a Hebron. Giacobbe campò in due paesi dell'Egitto 17 anni e tutto l'anno della vita sua fu in 147. Quando si stava avvicinando il tempo della morte sua, Israele chiamò i figli suoi Giuseppe e le ricette. Se oggi ho trovato razza innanzi all'occhio tuoi, metta mano tua sotto la coscia mia, e usa conmigo l'amore e fedeltà, non mi atterrai in dall'Egitto, quando io sarò già morta e sarà già unita ai padri miei. Portami lontano e qua e fammi attrarre in dose burgo loro. Non ti incaricare perché io farraggio proprio come tu eri a me, rispondette Giuseppe. Giura a me, le ricette padre, e io sto giurai, e Israele si mettette con la faccia sua, un coppa a spallere, rolietto.